Rieccoci con la seconda parte del Sindaco risponde. Ospite nei nostri studi c'è il sindaco di Padova Sergio Giordani. Sindaco, apriamo questa seconda parte parlando di una vicenda che l'ha vista molto protagonista negli ultimi mesi e insomma la sua vicenda era finita anche insomma, nelle cronache nazionali, non solo locali. La vicenda è quella delle famiglie Arcobaleno e da questo punto di vista proprio in giornata questa mattina è arrivata un'importante sentenza del Tribunale, insomma, che vi dà ragione, alle battaglie che voi come amministrazione, come Comune di Padova avete portato avanti negli ultimi mesi insieme alle mamme Arcobaleno. Sostanzialmente il Tribunale ha dichiarato inammissibili i ricorsi del pubblico ministero che chiedeva la cancellazione del nominativo della madre non biologica dall'atto di nascita. È soddisfatto? Molto soddisfatto, sereno, più che altro sereno, sono contento per le mamme, sono felice per le mamme perché, come ho sempre detto, non è un problema politico, questo è un problema di coscienza, io mi sono sempre rifiutato di pensare che un bambino fosse serie A, serie B, no. È una questione di amore e basta, per cui veramente sono felice per le mamme, perché si è risolto un problema, spero che sia risolto un problema per loro. Io penso ho avuto 37 coppie. Queste erano le immagini che abbiamo girato quando c'è stata la protesta in tribunale in autunno, sì. Credo inizio autunno. Io ho cercato sempre di essere fuori di queste cose perché l'ho fatto solo per coscienza, non per discorsi politici, perché penso sia giusto, la mia coscienza diceva di fare questo. Il tribunale oggi ha dato ragione, adesso vediamo se fanno reclamo o no, però penso che le mamme siano molto soddisfatte, anche personalmente io non ce l'ho con nessuno, ripeto. Perché ogni volta che facciamo questa operazione dal 2016, ogni volta abbiamo sempre informato la procura, per cui per me era una cosa naturale. Sono contento, ripeto, per le mamme e per i bimbi. Se l'aspettava una sentenza di questo tipo da parte del Tribunale? Ci sperava sicuramente, però vi chiedo, eravate fiduciosi, ve l'aspettavate? Ero fiducioso, ma certamente non ero sicuro. Cioè, non si possono fare queste cose per due genitori maschi. C'è un buco nella normativa per quanto riguarda due mamme, non dico ne ho approfittato, è un termine scorretto, ho utilizzato questo buco legislativo perché io trovo sia giusto che non siano bambini di serie A, serie B, bambine insomma, le mamme ogni volta che l'ha fatto uscivano, escono felici sugli occhi, si vede proprio l'amore che hanno per questi bambine, ultimamente sono tutti bambini. Per cui sono soddisfatto e felice. Anche perché, Sindaco, faccio questa riflessione con lei, un bimbo e una bimba cresciuta con due mamme che a tutti gli effetti sono entrambe mamme e poi da un momento all'altro si trova che una delle due non può portarla a una visita, non può andarlo a prendere a scuola, insomma non è piacevole, Sindaco. No, non interessa, sono trappole mentali nostre, perché hanno due mamme, per cui due mamme, cioè, mi ricordo c'è stata all'inizio una fase molto critica, una delle due mamme è malata gravemente, era la mamma biologica della parente, per cui questo sarebbe rimasto orfano, non voglio neanche pensare a queste cose qua, per cui per me l'ho fatto in coscienza. No, non alzo banderini, vittoria, non mi interessa che le mamme siano tranquille, io vivo come atto d'amore, per questo che mi interessa. Cosa si sente di dire alla procura però, Sindaco? Non sento dire niente, ognuno fa il suo lavoro, ho sempre fatto il massimo della correttezza con la procura, non è che sono qua a sbandierare, ho vinto o perso, cioè, a me interessa i risultati è che il tribunale ci ha dato ragione. E questa chi lo sa che non possa essere l'occasione per legiferare su questo, perché a questo punto l'importante, Sindaco, è legiferare. Continuerà a portare avanti questa battaglia nelle sedi opportune, magari anche a Roma, insomma, magari si può chiedere, perché non lo si può chiedere ai parlamentari padovani e veneti? Io ho sempre continuato, anche i giorni scorsi, a scrivere la rivista per i bambini, per cui non è che abbia cessato, per cui continuato, abbiamo fatto 1 o 2 settimane. Fino a quando la procura ha continuato a impugnare queste iscrizioni, anche quelle recenti? Questa è stata una, per cui adesso a cadenza vanno tutte quante. Sì, no, certo, ma dico la procura anche le ultime iscrizioni le ha impugnate. Tutte. Per cui... Ha sentito il prefetto? No, mezz'ora fa. Okay.
Poco tempo fa, quindi proprio è fresca, però insomma no, immagino che insomma, anche lei sia soddisfatto, perché poi è una questione di coscienza, di umanità. Sono soddisfatto per le mamme, che adesso saranno tranquille. Anche perché insomma su questo credo ci arriviamo un po' in ritardo rispetto agli altri, però il nostro paese anche su questo, Sindaco, sta prendendo una direzione ben precisa. Quindi... Anche la nostra città in particolar modo. Io faccio fatica ogni tanto a fare... Quest'estate ricordate che c'era un problema enorme con i migranti, che nessuno li accettava, nessuno li voleva. È una questione di umanità. Io la vedo così, cioè, non è che un partito mi dice fai questo, fai quello. Io ragiono da persona normale, con buon senso. Per cui nessuno mi ha fermato per la strada dicendo sbagli, mai nessuno. Per cui, sì, chi fa politica dice ha sbagliato, guarda, ma le persone normali, quel passo per la strada, mi dicono hai fatto bene. Perché non esiste, è il buon senso. Come si fa a dire no, tu sei un bambino di serie A e tu sei un bambino di serie B? No, io non ci credo. Per cui io penso di condividere spesso e volentieri quello che vogliono gli altri. I migranti sono un aspetto sociale umano. Vedi questi ragazzi che arrivano, dove li metti in strada? Oppure dopo se li metti in strada qualcuno vi dice ecco, hai creato degrado. Bisogna gestire bene i problemi. Difficilissimo, perché tutti quanti fanno finta di non capire. Quando è ora di dare risorse o accoglienza, tutti fanno fatica a scegliere un'altra parte. Per cui l'importante è fare. Io ho un'ottima collaborazione col prefetto quest'estate, sia col prefetto che col vicario. Abbiamo cercato di risolvere i nostri piccoli problemi e ha funzionato. La città è tranquilla, serena. Scatenare odi, liti, vertenze tra uno e l'altro, parlarsi sul giornale non serve. Però in questo caso, Sindaco, nel caso delle mamme arcobaleno, comunque quello che voi avete fatto negli anni è stato un atto forte, perché formalmente era, adesso uso questo termine, contro la legge, però insomma formalmente facevate una cosa che non era prevista. No, è quindi contro la legge, c'è un buco. C'è un vulnus legislativo, non c'è una legge, certo, però voglio dire... si è preso una bella responsabilità anche nel corso degli ultimi anni. Diciamo che l'avvocatura mia mi ha sempre aiutato in questo senso, dicendo pensiamo che tu stia facendo bene, per cui io mi assumo le mie responsabilità quando faccio le cose, come sempre. Un sindaco deve assumersi le proprie responsabilità in tutti i casi. Se tracima l'acqua il bacchiglione è colpa mia, è sempre colpa mia come responsabilità, certo. Anche se magari è stato qualche altro, però fa parte del discorso del sindaco, per cui io sono onorato di fare il sindaco, bellissimo, un po' impegnativo, però dico, una fortuna nella mia vita è provare a avere avuto l'accettazione della popolazione di fare questo bellissimo lavoro, che è un lavoro impegnativo, ma che dà una soddisfazione enorme fare cose per le persone, per la mia città, per la mia gente, bella. Bene, siamo in chiusura di questa puntata del Sindaco Risponde, abbiamo affrontato molti temi importanti per la città di Padova, ma più in generale per il territorio. Continueremo a farlo nelle prossime puntate, il Sindaco lo ospiteremo come di consueto anche domenica, perché insomma da un po' di settimane il nostro appuntamento si è raddoppiato, quindi con il Sindaco Risponde vi do appuntamento a domenica alle ore 13, sempre qui su TV7 Triventa. Grazie per essere stato con noi al Sindaco di Padova Sergio Giordani, grazie ovviamente alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori per averci seguito. La linea adesso all'informazione di TV7 TG. A tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.